Sorrisi davanti ai flash, perché se le aziende tendono a scappare, le regioni provano a resistere. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia unite nell'Euroregio Senza Confini, gruppo europeo di cooperazione territoriale. L'operatività dello strumento di diritto europeo è stata concretamente avviata a Klagenfurt, dove il veneto Luca Zaia ne è stato nominato primo presidente, chiamato insieme al friul giuliano Renzo Tondo e al carinziano Gerhard Dörfler ad allestire una camera di compensazione istituzionale rispetto agli squilibri fiscali e burocratici che distinguono le tre realtà. Si chiude l'esperienza di Alpe Adria, che è durata 34 anni, dal lontano 1978, e inizia questo nuovo corso che sarà un vero soggetto giuridico. La nuova Euroregione si estende su un territorio di 35.779 km², conta una popolazione di 6.755.000 abitanti, registra un PIL di 166.583 milioni di euro. Il concetto è che Venezia si trova più vicina a Klagenfurt che a Roma e lo stesso capoluogo carinziano è più prossimo a Trieste che a Vienna, anche se la distanza che da nord-est potrà essere colmata ancora più facilmente è quella con Bruxelles per attingere ai finanziamenti dell'Unione Europea, a cominciare dai primi 400 milioni per il futuro collegamento fra Danzica e Ravenna. La condivisione delle buone pratiche, ma anche la condivisione di progetti strategici, uno per tutti il corridoio Baltico-Adriatico, e la volontà di costruire i nuovi Stati Uniti d'Europa, che non saranno un insieme di stati, ma un insieme di cantoni, ovvero di macro aree presenti in Europa che dialogano tra di loro.